Il maltempo delle scorse ore ha messo nuovamente in ginocchio l'area tra Asolano e Castellana. A Castelfranco Veneto il ponteggio di un cantiere si è staccato a causa della pioggia e del forte vento, piegandosi pericolosamente. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza e si è davvero scongiurato il peggio. Così come è accaduto in Via Sile, dove i pompieri hanno rimosso una grossa pianta che si era abbattuta sulla strada. Anche in questo caso fortuna ha voluto che non stesse transitando nessuno in quel momento. Sorvegliato speciale resta il Muson dei Sassi, che poco dopo le 12 ha superato la soglia dei 2,5 metri. Tra le zone più colpite in comune di Asolo, ancora una volta le frazioni di Villa e Lauro, strade completamente allagate, trasformate in torrenti d'acqua, fango e detriti. A Villa, lungo tutta la via della Sega che attraversa il paese, le case hanno ancora le paratie in legno e sacchi di sabbia davanti agli ingressi per evitare che l'acqua entri nelle abitazioni. Pochi chilometri più a sud, siamo a Lauro, i residenti ci raccontano i momenti di tensione vissuti. Un'altra mezz'ora di acqua e eravamo spacciati perché c'è il problema che ci sono diversi scantinati e i torrenti non scaricano e si era messo male. Siete stanchi? Sì, siamo non stanchi, molto stanchi. Siamo stanchi, sì, sono stanco anch'io di vedere qua i miei vicini di casa che portano fuori le macchine, sempre terrorizzati. Trovare sempre qua la nostra via allagata, che mi fa piacere. Lei dice bisogna che le istituzioni prendano in mano la situazione una volta per tutte perché non è più un'eccezionalità, non è più un caso isolato. Ma ci hanno detto che c'è questo famoso piano acque. Dobbiamo fare di tutto per realizzarlo. È sempre questa la storia, i fossi che non ce la fanno, la campagna che si alza perché da dietro a nord arriva tanta acqua, i fossi sono sempre questi e l'acqua, la capacità del fosso è quella e allora tracima e va sopra la strada.